Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Aggressione omofoba in pieno centro a Catania, fermati 2 giovani, provvidenziale l'intervento di una ragazza che ha spruzzato spray al peperoncino, rendendo l'aria irrespirabile. Primi accertamenti sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista morta in piscina a Bagheria. Giovedì l'autopsia, i familiari della ragazza in caserma hanno incontrato i magistrati. Focolaio di tubercolosi è scoppiato ad Alcamo. L'ASP di Trapani ha accertato 4 casi di malattia, 12 persone sono risultate positive al test. Catania, continue minacce di morte e botte anche davanti ai figli. Fugge dal marito violento, la polizia arresta l'uomo per maltrattamenti in famiglia. Guerra ai tornelli sulla spiaggia di Mondello nel Palermitano. Un comitato avvia azioni legali contro gli storici concessionari privati. Catania è svolta sui rifiuti, ha approvato un nuovo regolamento che disciplina conferimento e raccolta per gli edifici con più di 30 famiglie. Tornano i cassonetti condominiali per la differenziata. Calcio, il Palermo in attesa del City pensa a Gomissi in porta in Serie C a Catania, verso l'amichevole di domenica, indetta l'asta per l'aggiudicazione di Torre del Grifo. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con un grave fatto accaduto a Catania in pieno centro, un'aggressione omofoba che ha visto protagonisti 2 giovani che sono stati fermati dalla squadra mobile provvidenziale, l'intervento di una ragazza che ha spruzzato spray al peperoncino. Tonino De Mana. Una brutale aggressione omofoba fermata dall'intervento di una ragazza che ha spruzzato spray al peperoncino che ha impedito conseguenze peggiori anche se i fatti restano comunque gravi. 2 giovani di 19 e 21 anni, quest'ultimo già detenuto per altra causa, sono stati fermati dalla polizia di Catania per violenza privata e lesioni, reati aggravati dalla finalità della discriminazione omofoba. I fatti risalgono al 26 aprile scorso. Al centro dell'inchiesta, secondo la procura, il brutale pestaggio con schiaffi, calci, pugni e lanci di sgabelli a 3 giovani omosessuali in un fast food di piazza Borsellino. Aggressione, come detto, interrotta grazie all'intervento di una ragazza presente nel locale che, spruzzando in aria dello spray, ha reso l'ambiente irrespirabile, e di un operatore ecologico che ha bloccato uno degli indagati che stava colpendo un ragazzo con il casco. Al raid ha partecipato anche un altro giovane non ancora maggiorenne, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni. L'ordinanza del GIP dispone nei confronti dei 2 indagati l'obbligo di rimanere a casa tutti i giorni dalle 21 alle 6 dell'indomani. Le vittime del pestaggio hanno riportato ferite guaribili tra i 7 e i 21 giorni. Nel fascicolo dell'inchiesta, oltre alle dichiarazioni delle vittime, di testimoni oculari, riconoscimenti fotografici, immagini di videosorveglianza ed elementi estrapolati dai social network. La morte di Simona Cinà, domani l'autopsia da cui i familiari sperano di avere risposte. Gli stessi hanno incontrato i magistrati che stanno seguendo il caso. Lorena Dolci. Speriamo di avere delle risposte all'autopsia che sarà presto e principalmente stiamo ad attendere questo. È un'attesa carica di dolore quella dei familiari di Simona Cinà, che nella caserma di Bagheria hanno incontrato gli inquirenti che stanno indagando sulla morte della giovane pallavolista trovata senza vita nella piscina di una villa a Bagheria durante una festa di laurea. Non dovranno attendere a lungo però, l'autopsia sarà eseguita giovedì insieme agli esami tossicologici. Oggi invece i primi accertamenti, la TAC e gli esami radiologici sul corpo della ragazza ad opera di 4 medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo nominati dal PM Raffaele Cammarano. Esami che serviranno a dissipare i tanti dubbi sulla morte espressi dalla famiglia e a spiegare cosa sia successo davvero in quella festa tra amici che si era quasi conclusa. Ci siamo divertite come matte, ricorda l'amica Francesca Evola, ci siamo fatte tante risate, abbiamo giocato a palle in acqua, abbiamo bevuto ma nessun eccesso con l'alcol. Era una serata di divertimento sano. Per Francesca Simona stava benissimo e non può essere annegata, racconta, perché la piscina era bassa, toccavamo e poi lei era bravissima a nuotare. Una ragazza sportiva e apparentemente in perfetta salute, la ricorda anche l'ex fidanzato sentito dai carabinieri. Era una che viveva di sport, cioè non, se avesse potuto si sarebbe allenato ogni giorno 24 ore al giorno, cioè
il suo mondo era il beach. Ci mancherai tanto, scrive oggi la Gala Sport Academy, la sua società di beach volley. Siamo fatti per stare sulla sabbia e noi continueremo a farlo a qualunque costo. Proteggici da lassù. Sul focolaio di tubercolosi scoppiato ad Alcamo nel Trapanese interviene l'ASP che sottolinea i casi accertati sono solo 4 al momento, però 12 persone, come scrive la stessa ASP, sottoposte a 2 test per individuare il batterio sono risultate positive. Laura Spanò. Nonostante le rassicurazioni dell'azienda sanitaria trapanese che scrive che ad oggi ad Alcamo i casi accertati di tubercolosi attiva sono 4, di cui 2 adulti e 2 minori, tra cui una bambina di 11 mesi, e che tutti sono stati sottoposti a terapie e presi in carico dalle strutture competenti, in realtà nella stessa nota l'azienda scrive che nel corso dell'indagine epidemiologica sono stati individuati 24 contatti stretti e che sono stati sottoposti a screening tramite test di Mantux o Quantiferon. Di queste 5 persone sono risultate positive al test Mantux e 7 al test Quantiferon, quindi complessivamente 12 persone. In via prudenziale, seguendo il principio di massima precauzione, l'unità operativa epidemiologica e sorveglianza sanitaria delle malattie infettive dell'ASP di Trapani ha esteso la presa in carico anche ai soggetti della struttura IPAB frequentata da uno dei minori. Tra i 31 soggetti sottoposti a screening con Mantux tra adulti e minori, 4 sono risultati positivi. 2 delle 4 persone risultate positive avevano comunicato una pregressa TBC. Per tutti è stata avviata la terapia farmacologica. L'allarme era scattato il 6 giugno scorso. Si trattava di un uomo di 28 anni che aveva trasmesso l'infezione alla moglie e ai 3 figli minori. L'unità operativa epidemiologica guidata da Gaspare Canzoneri si è messa subito in moto per mappare i contatti e arginare la diffusione del batterio e sta seguendo l'evolversi della crisi sanitaria. Ad oggi sono oltre 100 le persone oggetto di accertamenti. Andiamo a Catania, scappa dal marito violento dopo continue minacce di morte percosse anche davanti ai figli. La polizia arresta un uomo per maltrattamenti. Giusy Lazzara. Le minacce continue di morte e le percosse anche davanti ai figli minori, schiaffi e pugni contro l'ex moglie straniera e al suo nucleo familiare, vessazioni anche su uno dei figli con disabilità cognitiva e alla figlia che la donna aveva avuto da una precedente relazione. Per anni la moglie aveva sopportato vivendo in una casa in un clima di prevaricazione, ma ha avuto il coraggio di denunciare e scappare da Catania per tornare nel paese d'origine. L'uomo violento, che si vantava di aver fatto parte in passato del clan Pillera Puntina, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile di Catania lo hanno fermato per maltrattamenti aggravati. A nulla era valsa la separazione legale. La persecuzione era continuata con centinaia di messaggi sul telefono nei quali l'uomo annunciava altre violenze, poi proseguite con continui piedignamenti della donna. L'ex marito era arrivato anche a minacciare con le armi i familiari che andavano a trovarla. I carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, con il supporto dei colleghi della compagnia di Carini, hanno arrestato 2 uomini accusati in concorso dei reati di combustione di rifiuti e ricettazione. I 2, rispettivamente di 28 e 35 anni, sono stati sorpresi mentre tentavano di appiccare il fuoco a un ingente quantitativo di cavi di rame all'interno del complesso boschivo di Bigliemi, un'area che si estende tra Palermo e Torretta. Grazie al tempestivo intervento l'attività criminale è stata interrotta, scongiurando il rischio di un disastro ecologico che avrebbe potuto avere per il territorio conseguenze ben più gravi. A Caltanissetta sono stati denunciati 2 cittadini georgiani che hanno tentato di mettere a segno dei furti con il metodo della colla. Per giorni erano stati il terrore dei cittadini nisseni. Rita Cinardi. Utilizzavano il metodo della colla applicata tra le porte montanti al fine di verificare la presenza in casa dei proprietari, nel tentativo poi di passare all'azione e mettere a segno il furto in appartamento. Per giorni la loro presenza in città ha preoccupato e non poco i cittadini nisseni, ma adesso sono stati individuati e denunciati dalla squadra mobile di Caltanissetta. Si tratta di 2 cinquantenni provenienti dalla Georgia che sono stati individuati grazie al sistema di videosorveglianza installato in un palazzo e consegnato alla polizia da uno dei residenti. In quel caso il furto non si era consumato poiché i 2 cinquantenni, già noti per i loro precedenti in materia di reati contro il patrimonio, una volta notate le telecamere si erano date alla fuga.
In un'altra occasione 2 georgiani erano stati identificati dai carabinieri mentre uscivano da un altro condominio e trovati in possesso di un tubetto di colla. Nei giorni scorsi tra i cittadini nisseni si era creato un certo allarme sociale, soprattutto in seguito alla diffusione sui canali social di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza che erano state divulgate dagli stessi residenti al fine di mettere in guardia i loro concittadini. Le indagini però non si fermano e sono al vaglio degli investigatori altre eventuali responsabilità. Ed è guerra ai tornelli e alla recinzione, spazio a nuovi concessionari. Il comitato Liberiamo Mondello mette in campo una serie di azioni legali contro il quasi monopolio della società italo-belga. Andiamo dunque a Mondello per capire qualcosa in più su questo argomento con Lorena Dolci. Una distesa di lettini e ombrelloni a pagamento, la recinzione che delimita la spiaggia e il mare che avanza ogni anno, e poi i tornelli per accedere a quella che era la spiaggia gioiello dei palermitani, oggi riservata solo a quelli disposti a pagare una trentina di euro. E l'estate della guerra ai tornelli scatenata dal deputato di controcorrente Ismaele Lavardera, che lancia il comitato Liberiamo Mondello. Liberarla da chi? Da quei soggetti che pensano che la spiaggia debba essere di privati a discapito dei cittadini che hanno necessità di rendere questa spiaggia fruibile ai siciliani. Nei giorni scorsi sono arrivati i controlli di Guardia Costiera e Finanza, ma per il comitato è solo la punta dell'iceberg. Le concessioni qui a Mondello sono tutte quante scadute, le proroghe sono state dichiarate illegittime tanto dal giudice amministrativo che dalla Corte Costituzionale, pertanto tutto quello che c'è dietro le mie spalle è abusivo. Dalla prima riunione il comitato mette in campo tutta una serie di azioni legali. La segnalazione all'antitrust, perché nei fatti l'italo-belga gestisce gran parte dell'arenile di Mondello in una situazione appunto di monopolio, e potremo fare probabilmente anche un ulteriore esposto alla Corte dei Conti, alla Procura regionale della Corte dei Conti per danno erariale, perché a fronte di un canone di poco più di 50.000 euro annui la società porta a casa utili per quasi 1 milione di euro. L'obiettivo è dare spazio ad altri operatori attraverso nuovi bandi, ma anche ridurre le concessioni a favore di spazi liberi più ampi. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco per parlare della svolta sui rifiuti a Catania. Seconda parte di Sicilia 24 è svolta sui rifiuti a Catania. È stato approvato il nuovo regolamento che disciplina conferimento e raccolta. L'assessore Pesce ha detto mancava dal 2012 per i condomini con più di 30 famiglie. Torneranno i carrellati. Tonino De Mana. 28 consiglieri su 28 lo hanno votato. Catania si è così dotata di un regolamento comunale che mancava dal 2012. Basta ed avanza per capire l'importanza del provvedimento e le ricadute sulla città. Definiti ruoli, competenze, obblighi e diritti dei cittadini. Nasce anche l'Osservatorio Comunale dei Rifiuti. Un organo terzo di garanzia, rappresentativo di esperti, di rappresentanti di associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, che vigilerà su come avviene la raccolta dei rifiuti, su come l'assessorato, la direzione opera appunto per migliorare il servizio. Si estende il sistema di raccolta domiciliare porta a porta e tornano i carrellati, come vedete in questo condominio di Viale Mario Rapisardi. I condomini che hanno almeno 30 condomini potranno realizzare al proprio interno delle isole ecologiche. Novità per i nuovi esercenti. Sarà obbligatorio avere uno spazio interno da riservare, di adeguate dimensioni, riservare per la raccolta dei rifiuti. Nel caso non sia possibile, è possibile avere un'area pubblica anche a distanza fino a 400 metri dalla propria attività. Per i vecchi esercenti cambia qualcosa. Laddove insistono più aree, più esercizi commerciali, creare delle piccole isole ecologiche per consentire a loro di conferire facilmente, a noi di raccoglierli. Sanzioni severe per chi imbratta e per chi non rispetta gli orari di raccolta. Finale in Viale Mario Rapisardi. In questo video il fossato degli anni scorsi. Queste invece le immagini di oggi con il nuovo marciapiede. L'assessore Pesce ne prende atto e ringrazia. Oggetto di tanti vostri interventi, giustamente servizi televisivi, servizi giornalistici, anche proteste da parte dei cittadini stessi, che poi erano loro stessi che conferivano. Qui ecco, con l'isola ecologica evitiamo tutto questo e rendiamo più pulito, più decoroso questo marciapiede, quindi questa strada. Ma la battaglia per la legalità continua. Sciacca risplende con Caravaggio, inaugurata al Teatro Samonà, una mostra evento con 22 opere caravaggesche e una rarissima tela originale del maestro, un segnale forte di rinascita culturale. Davide Sarto.
Un viaggio tra ombre e bagliori nel segno del genio. Sciacca rende omaggio a Caravaggio. Nel rinnovato foyer del Teatro Popolare Samona è stata inaugurata la mostra Caravaggio tra l'oscurità e la luce. In esposizione 22 capolavori cavaraggeschi, tra cui la straordinaria Incredulità di San Tommaso, una delle 2 versioni autenticate del celebre dipinto di Michelangelo Merisi, custodita in una collezione privata. Accanto alle opere ispirate al maestro lombardo, anche i lavori di Baglione, Manfredi e Gentileschi, artisti che ne hanno raccolto e reinterpretato l'eredità. Abbiamo un evento nell'evento, ossia l'inaugurazione di questa mostra di Caravaggio, importantissima, ma incastonata in questa grande struttura che è stata croce e delizia per la nostra città. Speriamo adesso di farla diventare veramente un punto di riferimento e polo culturale d'eccellenza di questa città. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 14 dicembre con ingresso gratuito, un'occasione per cittadini, scuole e turisti di riscoprire il fascino del barocco attraverso la potenza visiva del chiaroscuro. Prima di fermarci per un'altra pausa andiamo alle agenzie. La polizia ha arrestato il responsabile di una violenta aggressione a mano armata di 2 idraulici di Gela con esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco. Il fatto è avvenuto lo scorso 7 giugno. L'episodio è accaduto in aperta campagna nei pressi di Niscemi, dove le vittime erano state attirate con il pretesto di un sopralluogo per dei lavori da effettuare. Una volta giunti sul posto, i 2 sono stati prima brutalmente presi a colpi di bastone, quindi intimoriti con diverse esplosioni di arma da fuoco. Adesso ci fermiamo ancora, torniamo tra poco con il calcio. Siamo al calcio, il Palermo in attesa del City, dovrebbe confermare Gomis in porta, invece per quanto riguarda il Catania è stata indetta l'asta per l'aggiudicazione di Torre del Grifo. Sentiamo Marco Carli. Il City all'orizzonte sabato, l'Anglo Palermitan Trophy, pienone al Barbera, con gli inglesi ha giocato prima di trasferirsi il rosanero Gomes. Penso che il sogno di ogni calciatore sia giocare contro questo tipo di squadre per mettere alla prova il proprio livello, sia individuale che collettivo. Siamo felici di poter affrontare una partita così. Sono stato bene al Manchester City, sarà bello rivedere alcuni volti che conosco già, è una sensazione piacevole. Sul mercato i rosanero sembrano orientati a mantenere Gomis come primo portiere, dunque si allontanerebbe Klinsmann. Lundval Colonia manca solo l'ufficialità. Il Catania è pronto a riprendere a breve a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali in Coppa Italia e campionato e al primo contatto casalingo con i tifosi in occasione dell'amichevole con il Valletta FC in programma domenica al Massimino con la presenza di Pellegrini allo stadio. Sul mercato la società lavora per apportare novità all'organico magari prima della partita con i maltesi, quando si terrà la presentazione della squadra dopo il lancio social delle nuove maglie. Il nome caldo è sempre quello di Aloy dalla Ternana. Da valutare la posizione di Di Gennaro ma anche di Jimenez, con l'italo spagnolo si tratta per il rinnovo, visto il valore del giocatore, la sua capacità di ricalcare più ruoli. Se non ci sarà accordo potrebbe essere messo sul mercato, visto che la scadenza del suo contratto è del giugno del 2026. Intanto è stata indetta il 16 ottobre l'asta per l'aggiudicazione di Torre del Grifo. L'offerta minima è di 4 milioni di euro sulla base della proposta formulata dal Catania. A Siracusa in arriva il difensore lituano Sapola, oltre al mediano Frosali, entrambi classe 2006 dal Pisa. A Trapani, Camporese, centrale del Milan Futuro, è un obiettivo, ma bisogna vincere la concorrenza di altri. Necessario sfoltire la rosa, in uscita Ruggiero e Celiento. Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito. Prossimo appuntamento alle 14. Vi lascio alla rassegna stampa curata oggi da Lorena Dolci. A tutti una buona giornata.